Con il gas alle stelle è a rischio anche tutto il comparto della ceramica. 9 nel Vicentino. Qualche azienda ha già deciso di spegnere i forni. L'appello di Confartigianato vitale, un tetto al prezzo del gas. Maura Bertanzon. Per la cottura in forno di questi oggetti in ceramica ci vorranno 24 ore. 9 Vicenza, cuore veneto di un settore produttivo che non può prescindere dal gas. I costi preventivati a gennaio 2022 erano 2.550 euro. Noi ci troviamo a luglio di un mese e paghiamo 4.619 euro. Quasi raddoppiati. Assolutamente sì, più che raddoppiati. I costi ormai imprevedibili, schizzati da 20 centesimi a 1,80 euro al metro cubo, anche 2,40, e le previsioni sono pessime. Avevo un sacco di progetti per il futuro, anche per il prossimo Salone del Mobile, ma c'è moltissima incertezza. Io ho una certa difficoltà per esprimere un preventivo coerente e valido nel breve periodo, perché non conosco bene l'andamento di quello che potrebbe succedere domani. E poi c'è anche una certa difficoltà nel reperire materie prime essenziali che magari mi danno un determinato tono di colore e una determinata forma. Qualcuno, pochi per ora, ha fermato i forni. Molti lavorano a singhiozzo, ferie forzate per i dipendenti. Prossimi passi, la cassa integrazione. Se ci saranno razionamenti, poi saranno dolori. Il comparto conta 200 aziende in Veneto, di cui quasi 3/4 qui nel Vicentino. Non vogliono arrendersi, ma chiedono aiuto. Oggi più che mai in maniera forte, decisa e precisa chiediamo il costo del gas a un prezzo fisso. Noi teniamo duro, perché noi siamo quelli che prima di mollare ce ne vuole, però questa è veramente dura, è peggio del Covid.